Nelle prime ore del mattino di oggi i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dei colleghi dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia, Canicattì, Campobello Delicate e Ravanusa, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di altri 10 indagati, dei quali 4 in carcere, 2 ai domiciliari e 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel medesimo procedimento penale per il quale lo scorso 16 ottobre sono state tratte in arresto 3 persone, 2 delle quali ritenute responsabili in concorso tra loro dell'incendio doloso ai danni della ditta Omni Srl con sede a Licata che si è verificato lo scorso 20 gennaio e che ha causato, secondo le misurazioni fatte dall'ARPA Sicilia, una grave compromissione dell'aria per la diffusione di sostanze altamente tossiche in percentuali di gran lunga superiore a quelle tollerate dalle norme e dalle linee guida internazionali in tema di inquinamento atmosferico. A riguardo, per 2 di loro, entrambi portati in carcere, si ritiene che abbiano concorso con gli arrestati dello scorso mese a causare l'incendio della suddetta ditta. Per tutti i soggetti colpiti dall'odierno provvedimento, il GIP, prima di procedere alla valutazione della richiesta di misura cautelare, ha dovuto procedere all'interrogatorio preventivo. Le indagini avviate dai carabinieri del reparto operativo e disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento con l'ausilio delle intercettazioni telefoniche ambientali, protrattosi per circa 10 mesi, oltre come detto a individuare gli autori dell'incendio della ditta Omni, hanno consentito di disegnare uno spaccato di micro e macrocriminalità in ambito sociale di emarginazione e degrado nel territorio dei comuni di Licata, Cravanusa e Campobello, con riflessi sui comuni limitrofi. L'estrema pericolosità manifestata dagli indagati tratti in arresto nelle 2 operazioni di oggi e dello scorso mese di ottobre emerge con assoluta evidenza dal possesso di varie armi da fuoco, dalla violenza e dal clima di intimidazione nei confronti delle persone offese, dalla occasionalità di alcuni episodi di reato contro il patrimonio che denotano una preoccupante facilità nell'aggressione fisica e nella commissione di reati e di rapina, soprattutto nell'episodio di tentato omicidio con una spranga di ferro ai danni di un cittadino extracomunitario, ascritto a uno degli indagati effettuato senza una reale motivazione.